un appuntamento al buio. Speriamo che non attacca la luce, se no ti torni a casa presto. Prima serata, risi, bisi, moscatei. Tutti quanti sempre sei. Fuori che ti, mori qua secco. Vabbè, ci vuole il maestro. La prima regola è l'emozione. Come dicevano gli antichi fenoci, mea sana in corpo sano. Tu ci andresti con uno che ha 30 anni? Mi sì, e sicuro da 30 anni che non veniria con me. Ah, sì. Avanti ancora un po'. Eccoci qua. Allora, nonno Eligio, mi aspetti qui 2 minuti, vado e torno. Sì, aspetto qua con la signorina. Signorina. Beh, che c'è? Non ha mai visto una donna con gli occhiali? Non era tanto il discorso degli occhiali. Colpa te! Come ti sto spiegando, questo è il silicone, questo spara silicone. Per far funzionare spara silicone ti ha bisogno del silicone, se è abbastanza evidente, se no spara silicone non ti serve a niente. Ma anche il silicone è indispensabile per l'utilizzo del spara silicone, perché altrimenti costi spari, il silicone no certo, e il silicone costi fatti, te lo bevi, non ti pozzi il silicone. E quindi per il corretto utilizzo ti ha bisogno del silicone e del spara silicone. A me serviva del sapone. E ora perché ti ne parli da un'ora di spara silicone e silicone? Coco, non sai che il gatto fa male perché sei comunista. Vabbè, dai. Hai dei saponi? No. E adesso cosa famo col silicone e spara silicone? Oh, Bregoin, finalmente ti hai fatto una domanda intelligente. Bravo. Allora lo spiego a te per spiegarlo a tutti. Mabafaka è il nome molto orecchiabile del nostro movimento poetico. Mabafaka, che significa molto buio, femo chiaro. Perché in questo momento storico, politico, economico molto buio è senz'altro importante fare chiaro. Maci, innanzitutto grazie per essere qui oggi. Grazie. No, grazie a te. Come sai stiamo cercando delle idee per una nuova trasmissione, quindi ti farò un test di creatività. Quando? Adesso. Ah no, settimana prossima. Perché? No, perché ti ho detto ti farò un test. Io se ti devo farlo adesso, se ti faccio. E stai attento perché l'italiano che tengono. No, ho sbagliato. Allora, test di creatività. Sì. Sta piovendo. Non mi pare? No, infatti non piove, non adesso. Quando? In generale piove. Ma piove. dove? Non lo so, in un altro posto pioverà, non qui. Faccio un po' fatica a seguirti. Anche io faccio. Cambiamo. Sei in una piazza. con una scrivania. Senza scrivania, Senza ho scrivania. fatto così, non c'è la scrivania. Piove. Garita, cai ora. No! Avanti, è aperto. Ringrazio tutti voi giornalisti per essere presenti anche oggi. Non posso non notare l'abbigliamento del Bregoin. Come siete messo? Come siete vestito qua? Per andare in spiaggia a fare finta di essere tedesco, cavate che i calzetti bianchi, dove metto? Ma ci riproviamo. Cambiamo argomento, facciamo associazione di idee. Sì. Se ti dico giallo, tu rispondi. Ti aiuto io. Se ti dico giallo, tu puoi rispondere semaforo. Semaforo. Capito? Giallo? Semaforo. Bravo. Incudine. Semaforo. No, prima era semaforo. Era. Ma ora è incudine. Semaforo. No, non c'entra il semaforo. Giallo. Semaforo. Giallo. Giusto. Ma adesso è ombrello. Semaforo. No, aspetta. Giallo. Aspetta. Aspetto, andremo perché... Fermati. E ora sei rosso. Ma vai, Mona. Ok, aspetto il verde però. Ora, ragazzi, affronteremo Shakespeare. Sì. Ed è esattamente il monologo di Romeo. Ve lo faccio vedere. Sì. Ma quale luce apre da quel balcone? Lì è l'Oriente. Dove, maestro? Lì. Dove? Lì è l'Oriente. Dove? Lì. Dove? Passo. Basta adesso questo gioco. Posso andare a casa? No!